Mi chiamo Filippo Placentino e sono un cardiologo che si è specializzato in particolar modo nel trattamento delle aritmie cardiache. La parte più gratificante del mio lavoro è sicuramente il ritorno che si ha da diversi pazienti, diverse persone che visito, che quando tornano a fare le visite di controllo, magari dopo un intervento, dopo un aggiustamento terapeutico, mi dicono che va tutto bene, che la loro vita è migliorata in seguito alle modifiche che sono state fatte. La mia formazione è iniziata, la formazione medica è iniziata alla Sapienza all'Università di Roma, dove ho fatto appunto il corso di laurea in medicina e chirurgia. Poi la mia specializzazione si è svolta presso il Policlinico di Modena, dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e dopodiché mi sono trasferito nell'area del Ravennate, dove attualmente vivo e lavoro. Ho fatto inoltre un dottorato di ricerca in fisiopatologia cardiovascolare presso l'Università di Roma e la Sapienza. Perché ho deciso di diventare medico, in realtà non riesco a far risalire a un momento esatto della mia vita, il momento in cui ho detto ok, diventerò un medico. È stata un'idea sicuramente che è cresciuta nel tempo, già dall'adolescenza ci ho sempre pensato fino ad arrivare alle superiori e a quando poi si doveva iniziare a studiare per tutti i test delle università fondamentalmente. Studiando mi sono accorto, mi è cresciuta ancora di più quella voglia di sapere come funziona il corpo umano, come anche poter risolvere i problemi che possono essere causati appunto dalle patologie. Quindi diciamo che è stata una sorta di progressione fino ad arrivare al momento decisivo in cui ho deciso appunto di fare il test per entrare a medicina e lì in quel momento ho appunto pensato che prima di tutto fosse la mia strada, ma anche che non avrei potuto scegliere strade alternative. Quindi anche pur non facendo risalire a un momento esatto nella mia vita, diciamo che è stata una passione che man mano è cresciuta ed è cresciuta studiando, approfondendo e conoscendo sempre di più i meccanismi che governano il nostro organismo. Questa cosa mi ha da sempre appassionato, è cresciuta ancora di più fino ad arrivare al momento di dire ok, voglio dedicare la mia parte professionale, che poi si tramuta anche in una parte di vita, che è quella di fare il medico. Già durante gli studi di medicina e successivamente durante la specializzazione in cardiologia mi hanno sempre appassionato i disturbi elettrici del cuore, dove il cuore può andare o troppo veloce fino a raggiungere le frequenze esagerate o anche troppo piano, e capire per bene i meccanismi e anche andare a capire come poter trattare questo tipo di disturbo mi ha sempre appassionato. Quindi per questo, oltre alla specializzazione in cardiologia, mi è sempre piaciuto e ho deciso di specializzarmi in particolar modo nel campo aritmologico. Allora, gli aggettivi per descrivere la mia professione utilizzerei prima di tutto gratificante, e lo abbiamo detto poco fa, per la gratificazione che si riceve soprattutto dal paziente come ritorno. Un altro aggettivo è l'aggettivo emozionante, perché ci sono ogni giorno delle situazioni sia belle sia più difficili che comunque suscitano delle emozioni profonde nel compiere questo mestiere. Un ultimo aggettivo direi impegnativa, perché effettivamente è una professione che richiede un impegno importante e spesso ci si porta il lavoro a casa anche solo a livello emotivo, quindi sicuramente è una professione impegnativa.